Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con 7 in punto, il nostro momento di approfondimento che questa mattina parla di musica e se permettete, aperta e chiusa parentesi, c'era veramente la necessità perché tante volte la trascuriamo la musica invece è un qualcosa che ci ha accompagnato, ci accompagna, che magari anche alle volte ci dà forza, per cui Gentile e ammaliante, che è il titolo di questa nostra puntata, non è riferito ad una graziosa signorina ma proprio ad un... chiamiamolo genere, anche se è sbagliato usare il termine genere, ma insomma ha un particolare ambito della musica che è la musica da camera. Lo facciamo con uno dei fondatori di una grande realtà, nata pochi anni fa, ma che sta già, come dire, maturando in una maniera davvero lusinghiera. Andiamo a ringraziare e salutare Vitale Fano, che è dell'Associazione Musicamera Venezia. Buona mattina a lei. Buona mattina anche a voi, grazie di questa opportunità. Grazie a lei, professor Fano. Noi questa mattina parliamo della nuova stagione di Musicamera, però prima di parlare della nuova stagione vorremmo un po' ripercorrere la vostra storia, che è giovane, ma neanche più così giovane, nel senso la vostra esperienza, il contributo che avete portato era già memore di passate esperienze, per cui diciamo è stata un po' una summa di momenti vissuti da ognuno di noi che sono confluiti in questa bella realtà che si chiama Musicamera con la K. Sì, Musicamera con la K, un po' pensando alla Kammermusik, che è il cugino tedesco della nostra specificità. È una realtà nata 3 anni fa, Musicamera appunto ha compiuto da poco 3 anni, nel seno del Teatro La Fenice. La stagione da camera c'è stata per molti anni a Venezia, gestita dalla Società Veneziana di Concerti, poi per una serie di vicissitudini, insomma c'è stato questo avvicendamento. Il sovrintendente di Fenice attuale, Fortunato Ortombina, dice spesso che Musicamera è una costola della Fenice e noi siamo molto orgogliosi di questa, definizione, perché fare musica da camera in un posto così bello come il Teatro La Fenice, in particolare poi alle sale Apolline, perché come diremo poi buona parte della stagione si svolge lì, è per noi motivo di grande orgoglio, insomma di grande stimolo. Meno male che ha usato un termine che è caduto un po' in disuso, costola, perché al giorno d'oggi si usa questo termine spin-off come emanazione, derivazione, costola. Costola secondo noi raffigura magari in un senso anche un po' anatomico, ma insomma rende parecchio l'idea ed effettivamente noi concordiamo su questa definizione, sì. Veramente. Lei parlava di sale Apolline, vogliamo allora appunto soffermarci sull'importanza che hanno le sale Apolline nell'ambito anche del programma. Sì, la musica da camera nasce come musica per piccoli ambienti, non è la musica della grande sala da concerto. E le sale Apolline, che sono una sala elegantissima e con un'acustica formidabile, che stanno proprio sopra l'ingresso della Fenice, sono a mio avviso uno dei posti più belli del mondo per questo genere di musica. Tengono circa 150 persone, noi facciamo i concerti più importanti, 12 all'anno in doppia data, per cui alla fine diamo posto a 300 persone, un pubblico di 300 persone, sono quasi sempre tutto esaurito, per cui la risposta è più che soddisfacente. Ci teniamo 2 date, abbiamo 2 date in Sala Grande. Proprio ieri sera c'è stato l'ultimo concerto della stagione 2019 con un pianista franco-canadese di grande talento che è Louis Lortie, che ha fatto tutti gli studi di Chopin. Avevamo la Sala Grande gremita di pubblico ed è stata una bellissima esperienza. Vogliamo ricordare, tanto per tracciare una sorta di ABC, che la musica da camera è un elemento fondamentale in tanti autori cruciali della musica di tutti i tempi. Lei ha appena citato Chopin, ma pensiamo anche a Schumann, Schubert, pensiamo allo stesso Beethoven che ha delle composizioni da camera che sono strepitose. Sì, perché questa dimensione appunto più salottiera dava la possibilità a questi musicisti di sperimentare, di lasciarsi andare in più proprio a sperimentazioni un pochino che anche precorrevano i tempi per certi aspetti, e il piccolo gruppo, il duo, il pianista solo, il quartetto poi, che è una delle formazioni più simboliche della musica da camera, consentivano loro proprio di tracciare strade nuove, di fare sperimentazioni nuove. Quindi noi sentiamo spesso dei pianisti solisti, oppure dei duo violino pianoforte, o il trio, formazione anche abbastanza tipica, e appunto, come dicevo, il quartetto. Senta, è una scena veramente
incoraggiante, quella proposta dal nord-est, perché veramente voi siete una splendida realtà, ma vi inserite in un panorama complessivo di cui c'è da andare orgogliosi, nel senso che nelle nostre regioni, il Veneto fino al Friuli, Venezia Giulia, attraverso i conservatori, attraverso le diverse stagioni che vengono proposte, cioè è veramente espressione di una vivacità, crediamo che non è da sottovalutare, si sarebbe potuto dire, ma a chi vuoi che interessi la musica da camera? Lei è la chiara dimostrazione esattamente del contrario, cioè c'è un interesse che non pensiamo sia determinato da snobismo, pensiamo sia un interesse reale, vero, autentico delle persone. Sì, credo anch'io che sia un interesse vero autentico e un interesse per questa dimensione un pochettino più intima, se vogliamo dire, perché mentre la grande sala di concerto, concerto sinfonico e ancora di più l'opera lirica in qualche modo vedono proprio una netta distinzione fra il palcoscenico e poi il pubblico, nella musica da camera ci può essere un po' più questa vicinanza. E le sale apolline vanno bene perché appunto sono una sala di medie dimensioni, ma ci possono essere anche delle situazioni ancora più piccole. Spesso noi facciamo precedere l'esecuzione musicale da una breve spiegazione o di qualche musicologo, addirittura di musicisti che fanno capire un po' al pubblico anche di più quello che succederà, così, insomma, il legame fra i vari movimenti, fra i temi o fra i brani, e quindi è proprio una dimensione particolarissima e bella. E poi si sente veramente, essendo pochi strumenti, si sente molto di più il legame, il richiamo dei temi, l'impegno, anche la difficoltà esecutiva individuale di questi pezzi. Trovo che il pubblico della musica da camera sia veramente un pubblico speciale, è molto attento e molto particolare. E dobbiamo confessarle che anche la musica da camera, non certo per ridimensionare la portata, ma è un tappeto ideale in tante situazioni, quando ti vuoi rilassare, quando vuoi anche così vivere dei momenti abbastanza intimi, magari anche per conto tuo, nel senso in perfetta solitudine, è una compagnia, è un compagno, insomma, di quei momenti davvero incredibile la musica sinfonica. Ovviamente questo è un parere personale, va più o meno condiviso. Condiviso totalmente. Professor Fano, l'aspetto che ci ha colpito nel recupero di notizie relative a Musicamera è che non solo vi prefiggete di diffondere l'ascolto della musica e la conoscenza della musica da camera tra il grande pubblico, ma ovviamente obiettivo primario è anche quello rivolto alle scuole. E allora la domanda è, la famosa educazione musicale che si praticava, chi le parla lo praticava 30-40 anni fa, col classico flauto dritto, esiste ancora? Cioè, come è organizzata oggi la scuola nei confronti anche della musica? Qui tocchiamo un tasto dolente che conosco bene perché io, nonostante oltre alla grande passione che ho per l'organizzazione dei concerti, faccio proprio l'insegnante, insegno musica e quindi tocco con mano questa situazione. Ci sono solamente 2 ore la settimana alla scuola media, non è previsto niente di sistematico, di strutturale alla scuola elementare, per fortuna, che adesso si chiama scuola primaria, per fortuna molti maestri e maestre hanno questa passione musicale, fanno suonare i ragazzi, i bambini. Non è previsto nulla nella scuola superiore, a parte il liceo musicale o il conservatorio. E quindi veramente sono questi 3 anni soli in cui si può dare un po' di formazione musicale ai ragazzi. Molti colleghi fanno appunto suonare il flauto, che io trovo un pochino limitante, però lì ognuno, giustamente ogni musicista, ogni insegnante è libero di fare le sue scelte. Io personalmente cerco proprio di far conoscere ai ragazzi cos'è la musica classica, cosa sono gli autori, i temi che poi si riascoltano in tantissime occasioni anche così in sigle televisive, in pubblicità, per far loro comprendere che c'è anche un'altra dimensione musicale veramente accattivante e interessante. E ho scoperto che sono veramente disponibilissimi e apertissimi, portandoli da bambini a teatro a vedere le opere, a vedere i concerti, i ragazzi sarebbero veramente aperti. Poi ovviamente subiscono il mercato musicale, la musica, brutta parola, commerciale, ma insomma la musica leggera, diciamola, che per carità è a volte anche carina e simpatica, però insomma è transitoria, passa con le mode e fanno più fatica, ma insomma sono un terreno fertile i giovani che andrebbe coltivato in modo... E approfitto per dire che Musicamera proprio ha una sezione dedicata ai giovani,
che si chiama Musica Giovani, organizzata in collaborazione con l'Ufficio Promozione, l'Ufficio Education, la sezione del settore Education del Teatro La Fenice, che funziona benissimo. C'è Sissi Bonato che è il responsabile, che ha contatti con le scuole, e noi facciamo 6 incontri annuali al mattino in doppia replica, prima alle 10 poi alle 11:30, in cui davanti a una platea di ragazzi o delle scuole medie o delle scuole superiori presentiamo un'oretta di lezione concerto con dei giovani anche che suonano, e questo devo dire che ha dei risultati, delle risposte molto molto positive. No, ma insomma, caspita, la musica è storia, è letteratura, cioè non è soltanto musica, ha un'apertura al mondo della cultura e della conoscenza, perché alle volte usare la parola cultura al giorno d'oggi sembra quasi di dire una bestialità, però insomma crediamo che sia assolutamente importante farla conoscere ai giovani. Noi cogliamo l'occasione, professore, per chiederle, proprio visto che in questi giorni si sono celebrati 50 anni di Internet, cioè in che modo anche ha cambiato la fruizione della musica. Insomma, parlando un po' prima di entrare in trasmissione, con il professore ci siamo un po' confrontati anche sull'utilizzo che oggi si fa degli strumenti a disposizione della musica. Purtroppo si è sostituito il vecchio long plane e il vecchio CD, magari con l'ascolto in rete, che per carità è comunque un ascolto dignitoso, anzi hai un assortimento che è assolutamente infinito, per cui insomma hai un'opportunità di scelta, però non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, però bisogna prendere atto effettivamente che è proprio cambiato radicalmente il modo di fruire la musica. I ragazzi quasi non sanno nemmeno più cos'è un CD, perché sono abituati ad avere la musica scaricandola da internet, averla con sé nel cellulare, nello smartphone, e quindi a sentirla, il che è un vantaggio se vogliamo, perché possono ascoltare musica quando vogliono, 24 ore al giorno, cosa che una volta non era così facile, i CD costavano, poi io ricordo i primi, come li chiamiamo, Walkman, con la cassetta, sì. È proprio cambiato tutto, per cui per certi aspetti ha un grande vantaggio. E d'altra parte anche questo è ormai, come dire, oggetto delle speculazioni del mercato, e quindi diventa una lama a doppio taglio. Sì, certo, ci sono, insomma, anche per conoscenze di amici, colleghi, c'è una risorsa inesauribile di musica, ci sono addirittura dei canali, dei siti che hanno una proposta, una varietà che è sterminata, insomma, la produzione infinita di tutti questi autori a disposizione. Vabbè, insomma, è un modo diverso, diciamo, fa parte dei tempi, anche perché giustamente al giorno d'oggi forse né lei né io potremmo immaginarci senza internet o senza tutte quelle risorse che ci mette a disposizione. Vabbè, chiusa la parentesi, ci scusiamo magari se siamo un po' uscite dal seminario. Professor Fano, andiamo allora nello specifico di questa nuova stagione, però specificando che, visto che andremo in onda prima del 3 di novembre, che il 3 e il 4 c'è l'ultimo concerto della vecchia stagione, no? Sì, l'ultimo concerto della stagione 2019 con 2 grandissimi interpreti, il violoncellista Enrico Dindo e il pianista Pietro De Maria, che sono vi posso dire dei cari amici oramai, perché sono già venuti a Venezia, alla Fenice e anche a Padova, con le altre associazioni di cui mi occupo, che sono l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano a Venezia e la Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi di Padova. Tra l'altro questo concerto nasce proprio grazie a una collaborazione, a una coproduzione con la Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi di Padova. Infatti in programma ci sarà un brano di Silvio Omizzolo, che è stato un compositore, pianista, direttore del Conservatorio di Padova, al quale è stata dedicata prima un'associazione e poi una fondazione. Sarà un concerto che avrà, come di consueto, la doppia data a Venezia, che vedo sta già andando esaurita con grande soddisfazione, il 3 e il 4, e poi avrà una replica anche al Teatro Verdi di Padova, alla Sala del Ridotto, il 5. Quindi questo concerto, quest'ultimo concerto della stagione 2019 di Musicamera, in qualche modo ha un collegamento anche con Padova, e ci fa molto piacere questo. No, questo è molto bello, perché significa appunto anche dare una continuità a un discorso appunto d'insieme, se vuole, riallacciandoci a quello che si diceva a proposito, ecco, della straordinaria offerta veramente che propongono le nostre regioni. Insomma, noi parliamo di Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, perché sono i bacini nei quali il nostro segnale arriva, per cui insomma abbracciamo un ambito ancora più grande rispetto a ovviamente Venezia, che già di per sé ha una sua grandezza, ma al Veneto stesso. E dopo si riprende con dicembre, si ricomincia? Sì, di solito la stagione di Musicamera segue l'anno solare. Sì.
Quest'anno c'è stata un'anticipazione, c'era libera questa data di dicembre e quindi abbiamo così accolto di buon grado l'idea di aprire con un leggero anticipo rispetto al solito e quindi cominceremo l'11 e 12 dicembre con un duo. Pianoforte a 4 mani, Stefania Redelli e Maria Grazia Bellocchio, che sono due musiciste di grande classe che hanno fatto anche moltissima musica contemporanea, hanno una carriera ragguardevole sia come docenti che come concertiste e nel nostro caso eseguiranno le danze ungheresi di Brahms e poi un brano di Schubert in apertura e sarà questa la nostra inaugurazione della stagione 2020. Professore, se Schubert e Brahms oggi fossero vivi e vedessero così tante donne che suonano, come commenterebbero? Beh, Brahms era caro amico di Clara Schumann, quindi sì, non potrebbe che essere felice di questo, anche perché Clara era veramente una compositrice, una pianista di grande classe e di grande profondità, quindi come sappiamo le donne hanno avuto pochi spazi nei secoli scorsi per poter studiare e approfondire e quindi sono poche le donne compositrici. Ma a questo punto mi piace ricordare che uno degli ultimi concerti proprio della stagione di Musicamera ha ricordato il centenario di Barbara Strozzi, sì. Musicista nata a Venezia e morta a Padova, che è stata una delle prime compositrici del Seicento, quindi insomma di grande anche lei importanza. Dopo, se ci permette, è anche vero che si è rovesciata la prospettiva. Adesso la musicista diventa una specie di top model da esibire. Ci scusi la licenza. Ci sono delle donne, tra l'altro, bellissime. Noi possiamo fare un nome, Gloria Campaner, che tra l'altro è una pianista veneziana, non so, andiamo... Non credo veneziana, no, veneziana. Però adesso mi coglio impreparato. No, mi scusi, no, non volevamo certo mettere in difficoltà. No, pensiamo a Gloria Campaner, che è comunque una veneta, e insomma... bellissime donne, però appunto c'è un po' questa rappresentazione dal punto di vista, chiamiamolo iconico, dell'immagine abbastanza curata, per cui insomma, ma del resto anche le soprano stesse, insomma, ormai sono meglio dai cantanti pop, ci scusi, insomma, ci sono la Nebretko, insomma, sono ormai diventate delle autentiche star, cioè oggi il musicista giustamente assurge ad un ruolo che gli è maggiormente caro, insomma, quello di vera e propria, diciamo, stella. Sì, credo che sia una questione proprio legata alla civiltà dell'immagine che stiamo vivendo, perché fino a poco tempo fa si era molto legati a quello stereotipo, il musicista che suona in frac, la musicista in abito lungo. Ultimamente si comincia a rompere questo cliché. Noi abbiamo avuto 3 anni fa Yu Wang, che è una pianista cinese di livello stratosferico, la quale ama presentarsi in minigonna. Sì. Io ho avuto il piacere di conoscerla a Venezia, devo dire che è una giovane, simpatica e un pochino, tra virgolette, anche sbarazzina. Lei non credo che pensi tanto a questa, ama semplicemente questi vestiti, ama questa immagine e la usa non credo tanto per attirare l'attenzione sulle sue gambe anziché sulle sue mani, perché le sue mani sono assolutamente ineguagliabili. Però è nata questa cosa che io rilevo anche nelle foto che mandano i press kit di vari musicisti. Proprio quello di Lorty, per esempio, che non è una bella ragazza, ma se lei vede tutte le foto non ce n'è una al pianoforte. Sono tutti primi piani in posizioni, cioè si pensa proprio a dare spazio allo sguardo, all'intensità di un'occhiata o di una posa, piuttosto che allo strumento. Quindi vuol dire che anche in questo i fotografi, la professione proprio del calciatore di immagini diventa così, influenza molto. Sì, lo sa perché abbiamo voluto fare tutto questo discorso, perché forse la musica da camera, adesso non sappiamo se l'espressione sia adeguata, ma non è che ti dia margini di divismo enorme, cioè sei comunque un autore in una intimità, per cui devi mantenere, adesso non parliamo di discrezione, non vogliamo fare i bacchettoni, come lei diceva, Yu Wang, per carità, come maschi l'occhio può andare alla gamba scoperta, recentemente Rai 5 ha proposto un suo concerto, alla fine rimani estasiato, oltretutto anche per questo pianismo un po' acrobatico, che insomma diventa la spettacolarizzazione forse della musica. Ecco, nella musica da camera tutto questo non può avvenire proprio perché non diciamo che sia una sorta di codice deontologico, ma più che altro perché è proprio
proprio per come si propone la musica da camera stessa. Sì, è vero, anche se oramai si confondono spesso i piani e molte volte le stagioni di musica da camera vengono ospitate in grandi sale, quando l'interprete ha raggiunto una fama tale da poter attirare un grande pubblico. Per cui è tutto un po' così, giocato su equilibri non sempre No, ci siamo chiari. permessi, appunto, anche perché lei, avendo l'educazione musicale nel DNA, insomma anche professionale, ovviamente erano considerazioni che le chiedevamo di fare proprio anche per avere un po' un'idea di quello che oggi propone la musica. La musica è sempre la grande musica, perché insomma quando tu hai una partitura puoi interpretarla, darle ovviamente un tuo taglio personale, però insomma rimane sempre qualcosa di grandissimo. Professor Fano, volevamo chiederle, ci sono anche dei cantati, nel senso ci sono anche delle esibizioni in cui c'è un tenore, c'è un mezzo soprano, per cui insomma ci sono anche dei momenti, adesso non è che le vogliamo far descrivere tutti i programmi, perché tra l'altro ci siamo permessi di visualizzare il vostro sito che è www.musicamera.org. Esattamente. Giusto? Ecco, per cui lì c'è già un programma e quindi chi volesse, ricordatevi però camera con la K, è musicamera.org, nel motore di ricerca, insomma non è che ci voglia un Einstein per... No, certo. E immaginiamo, ecco sì, veniamo appunto alla nostra domanda, ci sono anche parti cantate. Sì, approfitto per dare una piccola, per inquadrare così rapidamente la nostra stagione, perché è vero che ci sono dei concerti, la lideristica così chiamata è una piccola parte della musica da camera che dà spazio anche all'aspetto poetico anche della musica, poetico nel senso di letterario, cioè molti musicisti si sono cimentati nel mettere in musica poesie e testi letterari di poeti, spesso anche di grandi nomi della poesia, e con risultati straordinari. Schubert è uno di quelli che ha scritto il maggior numero di leader in vita sua con risultati veramente straordinari, ma poi è stato seguito molto. Quindi quest'anno avremo addirittura 4 concerti con la presenza di una voce, anche se notiamo che non sono quelli, diciamo, che attirano di più il pubblico. Non si capisce bene perché, ma hanno forse il pianista solista, forse perché sono meno acrobatici, meno virtuosistici, sono appunto più legati alla poesia. Ma in realtà noi quest'anno abbiamo alcuni temi che ci guidano nel 2020, non quest'anno, l'anno 21. Ovviamente il 250° della nascita di Beethoven non poteva passare inosservato, e quindi Beethoven c'è sempre nei programmi, ma quest'anno ci sarà un pochino di più. E lo troveremo appunto in diversi concerti monografici. Ci sarà sempre solo quello del quartetto Adorno, che sarà dedicato ai quartetti di Beethoven, che tra l'altro ne hanno fatto già uno nel 19, ne faranno uno nel 20 e uno nel 21. Poi continuiamo a proporre della musica di Brahms, che nel giro di pochi anni vorremmo in qualche modo esaurire il filone della sua musica da camera, che è ricchissimo. Poi ci siamo posti anche l'obiettivo di proporre la musica di Domenico Scarlatti, che è depositata all'archivio della Marciana, e quindi ogni anno abbiamo magari un concerto. Quest'anno ci sarà Andrea Buccarella, tra l'altro, che è un clavicembalista giovane che ha vinto un premio importante in concorso a Bruxelles, che eseguirà appunto Bach, Handel e Scarlatti, che hanno la caratteristica di essere nati tutti e tre lo stesso anno, che è il 1685. E forse, poveretto, dal punto di vista, come si dice oggi, della visibilità, Scarlatti è quello che ne ha sofferto di più rispetto agli altri due. Un po' sì, insomma, andiamo a riscoprirlo anche. Sì. Tra l'altro, riagganciandomi alla sua domanda sul Triveneto, ci tengo a precisare che questo concerto di Andrea Buccarella è un suggerimento dell'amico Filippo Juvarra, direttore artistico degli Amici della Musica di Padova. Infatti questo concerto c'è anche nella stagione degli Amici della Musica di Padova, ma c'è anche in questo caso una bella sinergia, perché spesso così ci suggeriamo nell'orecchio i nomi da tenere sotto giusto. E poi c'è un altro aspetto che interessa a me personalmente, che è quello dell'attenzione verso il Novecento storico italiano, e che è anche una cosa che piace a Musicamera, che ha sempre fatto, e
quest'anno la realizzeremo inserendo, abbiamo inserito nel cartellone di Musicamera anche i 3 concerti dell'Archivio Musicale Guido Alberto Fano, che è un'associazione che io curo da più di 12 anni, perché Guido Alberto Fano, di cui sono nipote, era un musicista padovano, tra l'altro, che è stato allievo di Martucci, ha avuto una bella carriera all'inizio del Novecento e ha lasciato delle composizioni che secondo me vanno valorizzate, vanno fatte conoscere. E quindi ci saranno 3 concerti. Tra l'altro uno di questi proprio vocale, come lei notava, che sarà quello di Maria Pia Piscitelli, che lei è un soprano lirico proprio da teatro d'opera, per la verità, ma ama anche affrontare un po' il repertorio delle liriche da camera. Bellissimo, insomma, ecco, anche il cimentarsi di questi artisti abituati a determinati ambiti, insomma, è stimolante, crediamo, non solo per gli artisti stessi, ma anche per il pubblico. Sì, appunto, queste parti vocali molto importanti. Poi ci sono i 2 appuntamenti in sala grande, no? Insomma, lì I 2 appuntamenti in sala grande sono, diciamo, i momenti di maggior gioia per noi, perché la sala grande del Teatro La Fenice Venezia è veramente una sala favolosa, tiene 1000 persone, e vederla gremita appunto di pubblico che viene a sentire un autore di musica da camera è una grande soddisfazione. Maria Joao Pires è una pianista di grande carriera e di grande fama, e che suonerà da noi il 25 maggio un programma dedicato a Beethoven e a Debussy, e poi c'è Sol Gabetta, che invece è una giovane violoncellista argentina che però sta facendo una carriera in tutto il mondo e si è stabilita in Europa, e di grande comunicativa col pubblico, e che eseguirà alla fine dell'anno pezzi di Schumann, una sonata di Britten, che è un autore del Novecento che amo molto, e la sonata di Chopin. Non devo dimenticare di dire che il programma non lo faccio da solo, siamo un'equipe, diciamo. La programmazione artistica è curata da me e da Filippo Gamba, che è un pianista in carriera, che tra l'altro suona molto, insegnante a Basilea e concertista. E poi siamo veramente uniti, c'è il consiglio direttivo è formato dalla presidente Sonia Guettafinzi, che è figura a Venezia molto importante, molto attenta, generosa, attiva in molte realtà musicali veneziane. Il vicepresidente è Franco Rossi, che è un musicologo, l'ultima cosa che ha fatto è stato direttore del Conservatorio di Padova, ma adesso è impegnato al riordino dell'archivio del Teatro La Fenice. E poi c'è Lucas Christ, che lavora a contatto proprio all'interno della direzione artistica del Teatro La Fenice, che è un po' il nostro il nostro trade union col teatro. Sì, molto bello, no? Anche sentire, diciamo, questo dietro le quinte, come si sviluppa anche poi con questi risultati Diciamo che non c'è una decisione che non sia presa collegialmente, siamo veramente uno staff che funziona benissimo. Forse avreste qualcosa da insegnare, qui apriamo e chiudiamo parentesi, a chi magari lasciamo al pubblico diciamo, la facilità di risoluzione dell'indovinello, va bene. Sorvoliamo. Che cos'altro possiamo dire, professor Fano? Appunto, abbiamo segnalato l'opportunità online anche di diciamo, leggersi attentamente anche tutti i protagonisti. La risposta del pubblico ci ha confessato che è veramente stimolante, entusiasmante. Ecco, diciamo. Sì, diciamo che sta crescendo, questa è la cosa che ci fa molto piacere. Dopo i primi 2 anni in cui ovviamente abbiamo pagato un po' il fatto di doverci far conoscere, abbiamo deciso proprio in questa stagione 2019 di imprimere una certa accelerazione, scegliendo proprio una stagione con dei nomi conosciuti, che sono i maggiori concertisti italiani, dal Quartetto di Cremona, quest'anno Baglini, Silvia Chiesa, Dindo De Maria, adesso mi vengono in mente solo quelli, ma erano tutti interessanti. Abbiamo avuto subito un riscontro con un raddoppio del numero degli abbonati, che sono passati da 60 a 120, che per Venezia secondo me è un bel risultato. E poi abbiamo visto proprio un incremento del pubblico, perché la sala è sempre più piena. Abbiamo anche affinato naturalmente i nostri meccanismi di comunicazione, abbiamo un ufficio stampa che è Studio Sistema che funziona bene, poi c'è sempre l'appoggio del sito del Teatro La Fenice e comunque di tutto lo staff di Fenice, con cui c'è un rapporto fantastico, e quindi ci sentiamo proprio in un momento di lievitazione, come dire, questo ci fa molto piacere. E la stagione prossima ha puntato più su nomi
internazionali, c'è Mark Badmore che è un tenore conosciutissimo, inglese, di grande carriera, abbiamo poi fra i nomi più noti Monica Bacelli, che suonerà col trio Metamorfosi, che con loro hanno inciso un CD molto bello con leader di Beethoven e di Haydn, i leader scozzesi, e ne faranno appunto un estratto. Anna Tifu, altra violinista di grande nome, Giuseppe Albanese, Heinz Holliger, oboista, compositore storico. Ma poi abbiamo voluto anche dare spazio a quella generazione di giovani, oggi 24-25 anni, un musicista può essere già lanciato a livello internazionale, e ne abbiamo scelti alcuni che sono veramente dei fuoriclasse. Tieck Navorian è un violinista armeno che ha già suonato alla Scala, ha già suonato in America con grandi risultati. Poi abbiamo il vincitore del concorso Busoni, Ivanov, proprio di pochi mesi fa. Santiago Canon Valencia, che è un ecuadoregno che è arrivato secondo al concorso Tchaikovsky, però a me personalmente piaceva più del primo, per cui arrivare secondo al Tchaikovsky, insomma. No, tu insisti straordinari. Il quartetto Vancuy, che sta facendo una carriera straordinaria, hanno un livello esecutivo eccezionale. Mi spiace che non li nomineremo tutti, ma dimenticavo Homero Frances, che non è un giovane perché ormai ha una settantina d'anni, ma è un pianista che ha una carriera straordinaria. Sì, insomma, c'è un equilibrio anche anagrafico. Su YouTube c'è ancora una sua esecuzione, un pezzo di Beethoven per pianoforte e orchestra con Bernstein che dirige. Mamma mia, abbiamo anche la storia, giustamente. Professor Fano, purtroppo, come si dice, il tempo a nostra disposizione è terminato, però ribadiamo, chi volesse ulteriori informazioni, www.musicamera.org per avere tutte le indicazioni e anche tutti gli appuntamenti della splendida stagione 2020 di Musicamera Venezia. Noi non possiamo fare altro che augurare buon lavoro a lei e ai suoi collaboratori e un in bocca al lupo per la stagione. Grazie. Grazie a Vitale Fano di Musicamera Venezia, a voi che ci avete seguito, buona giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti con 7 in punto.